calcio, vittoria casalinga nel giorno di Pasqua per il Palermo che batte l'Avellino 2-0 e resta in scia promozione. Palumbo e Ranocchia firmano il successo al Barbera. Marco Gullà. Dentro l'uovo 3 punti e la speranza di poter inseguire ancora il sogno della promozione diretta. Il Palermo al Barbera fa felici i tifosi nel giorno di Pasqua. 2-0 all'Avellino e Rosanero che rispondono alla vittoria del Frosinone sul Padova. La Serie A, senza passare dai playoff, dista 4 punti, ma il Palermo venerdì avrà l'occasione di poter accorciare, visto che ci sarà lo scontro diretto a Frosinone. Siciliani che ieri hanno comunque gestito al meglio le forze, l'Avellino è stato avvisato subito delle intenzioni rosanero con il gol di Palumbo in ripartenza letale. Con questo tiro a giro è 1-0. La gara è in discesa, ma la squadra di Inzaghi ha difficoltà nel creare altre occasioni degne di nota. Izzo però complica i piani della sua squadra facendosi espellere, doppio giallo. Il Palermo riprende il timone e nel finale di tempo sfiora la rete del 2-0 con Poyampalo che non arriva per un soffio. Ripresa, copione che non cambia, si fa male Joronen, al suo posto entra Gomis. Le condizioni del finlandese saranno da valutare nei prossimi giorni. Segna l'Edu Aron, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Il VAR conferma dopo 2 minuti. All'83esimo raddoppio rosanero, azione da manuale della banda di Inzaghi, Poyampalo fa assist per Ranocchia che mette in porta. 2-0, gara chiusa e altri 3 punti d'oro per i siciliani, sempre quarti in classifica ma speranzosi di poter accorciare verso le prime della classe. Ci tenevamo a ripartire bene davanti al nostro pubblico, sapevamo che oggi c'erano quasi 30.000 persone, per cui li ringraziamo. Penso che li abbiamo fatto passare una bella Pasqua, a loro, al Presidente Mattarella. Sono contento per la società e per questi giocatori che comunque nelle ultime partite in casa diamo con una continuità incredibile ai nostri risultati e questo è il passo giusto. Ecco. Dopo i pareggi di sabato scorso si è complicato il cammino salvezza per Siracusa e Trapani. Sergio Colosi. A 3 giornate dalla conclusione, Siracusa e Trapani si allontanano dalla salvezza. Il destino delle due siciliane è legato ai propri risultati, ma anche a quelli di chi li precede in classifica. Vincere potrebbe non bastare. Entrambe ultime con 23 punti hanno 3 lunghezze di ritardo dal Foggia, la più vicina delle dirette concorrenti. Calcoli alla mano, giochi ancora aperti per la matematica. Dall'ipotesi oggi più accreditata della doppia retrocessione, nel caso in cui una chiuda all'ultimo posto e l'altra non riesca a raggiungere play-out, che si disputano con una distanza non superiore agli 8 punti tra penultima e quintultima e terzultima e quartultima. Obiettivo che potrebbe essere centrato da una delle due, ma con un ottimo finale di stagione. Siracusa e Trapani faticano e pagano i gravi errori societari. Anche nell'ultimo turno gli azzurri, nonostante un Di Paolo già pronto per abbracciare il Cagliari, hanno sprecato tanto e commesso le solite ingenuità difensive. In altri tempi sarebbe stato accolto con piacere il punto del Trapani a Monopoli, ma con la classifica attuale rischia di non avere alcun valore. I prossimi appuntamenti di domenica 12 aprile, con inizio alle 14:30, prevedono Foggia-Siracusa e Trapani-Salernitana, altre 2 finali verso una sentenza che oggi sembra scontata. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e ancora buona Pasquetta. Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia, vediamo i titoli del nostro giornale. Dopo anni di stop, via libera ai lavori per il nuovo polo pediatrico di Palermo. Il TAR respinge il ricorso contro l'appalto da 100 milioni. Sarà un centro d'eccellenza con 134 posti letto e reparti altamente specializzati. Il caso del drone è partito da Sigonella. Il ministro Crosetto domani riferirà in Parlamento sul ruolo della base militare americana nella guerra in Iran. Prezzo del carburante alle stelle, ma per Pasquetta i siciliani non rinunciano alla tradizionale gita fuori porta. Traffico in tilt oggi nelle principali arterie dell'isola, complice il tempo mite di questi giorni.
Palermo è la capitale del turismo in Sicilia. Per le festività pasquali alberghi e B&B registrano il tutto esaurito. Tantissimi turisti in giro per la città. Sul versante orientale c'è chi sceglie l'Etna innevato per trascorrere la Pasquetta sugli sci prima della chiusura della stagione. Erosione costiera nell'Agrigentino, nuovo crollo a San Leone. Il mare avanza e porta via un altro pezzo di costa. Al TG Sicilia le immagini che mostrano un'erosione senza tregua. Una rete scolastica per l'intelligenza artificiale. Parte il progetto che raccoglie già 200 istituti scolastici in tutta la Sicilia e che vede Google Educational pronta a investire risorse e competenze. Calcio in Serie C, Pasquetta amara per il Catania che con il Picerno perde la prima partita casalinga della stagione. Dopo il vantaggio di D'Ausilio, i rossazzurri vengono superati dai lucani che segnano con Abreu e Bianchi. Ancora ben trovati e buon lunedì dell'Angelo a tutti voi. Lo avete sentito dai nostri titoli. Via libera della TAR di Palermo al nuovo polo pediatrico da oltre 100 milioni. È stato respinto il ricorso contro l'appalto. Dopo anni di stop, quindi l'opera può partire. Sarà un centro d'eccellenza con 134 posti letto e reparti altamente specializzati. Angelo Gagliano. Via libera definitivo alla realizzazione del nuovo polo pediatrico di eccellenza a Palermo. Il TAR ha respinto il ricorso presentato da una società che chiedeva di annullare l'appalto da circa 100 milioni di euro già assegnato ad un raggruppamento di imprese. Una decisione che sblocca l'iter dopo anni di rallentamenti. La nuova struttura sorgerà in una zona accanto all'ospedale Cervello e rappresenta uno degli interventi più importanti per il sistema sanitario siciliano. Il polo pediatrico sarà realizzato su un'area di oltre 45.000 metri quadrati e sarà dotato di tecnologie antisismiche avanzate. Previsti 134 posti letto, di cui 10 in terapia intensiva, 4 sale operatorie ed una sala ibrida. 14 reparti con specializzazioni che vanno dall'oncoematologia alla neurochirurgia fino alla cardiochirurgia pediatrica con laboratori, ambulatori, spazi per la formazione, una foresteria per le famiglie, un'area ristoro ed una elisuperficie per le emergenze. Adesso parliamo della tensione in Medio Oriente. Domani il ministro Crosetto riferirà in Parlamento sul ruolo della base militare americana di Sigonella nella guerra in Iran. L'ultimo episodio da chiarire di pochi giorni fa, quando un drone si è alzato in volo con il transponder spento per non essere localizzato e identificato. Adelaide Barbagallo. La battaglia di USA e Israele contro l'Iran sta infiammando tutto il Medio Oriente. Su questi scenari di guerra, che ruolo sta avendo la base americana di Sigonella in Sicilia? Domani a rispondere in Parlamento con una informativa sarà il ministro della Difesa Crosetto. Pochi giorni fa un velivolo Triton partito da Sigonella ha attraversato il Mediterraneo orientale, dirigendosi poi verso il Medio Oriente con il transponder spento. Un dettaglio insolito, dato che finora i droni hanno sempre operato con tutti i sistemi attivi. Cosa è andato a fare? A rivelarlo è stata la piattaforma di informazione indipendente Italmiradar, specializzata nel monitoraggio del traffico aereo e navale militare. Il drone potrebbe aver avuto un ruolo fondamentale nell'operazione di salvataggio del pilota americano disperso in Iran dopo l'abbattimento del caccia F-15 sul quale era in missione. L'informativa di Crosetto di domani arriva anche dopo il suo no a cacciabombardieri degli Stati Uniti, che prevedevano di atterrare presso la base per poi ripartire per il Medio Oriente senza la richiesta preventiva. Il governo, dicono i partiti di opposizione, venga in Parlamento a raccogliere la volontà maggioritaria del popolo italiano, contrario all'utilizzo del nostro territorio per una guerra illegale che danneggia anche i nostri interessi strategici ed economici, che si chieda a Trump e Netanyahu di fermarsi. Tra gli effetti diretti di questa guerra c'è il prezzo dei carburanti che è schizzato alle stelle, ma oggi per Pasquetta i siciliani non hanno, nonostante appunto i rincari, rinunciato alla tradizionale gita fuori porta nelle principali arterie dell'isola. Traffico in tilt, ci racconta tutto Francesca Loi. Non se ne può più. Potremmo sintetizzare così il pensiero degli automobilisti. Il prezzo del carburante continua a salire e il malcontento avanza. Difficile andare avanti così, è impossibile.
pregando, sinceramente, perché è insostenibile questa situazione. Nonostante tutto, il traffico non manca. Così molti siciliani, prima e dopo la classica scampagnata di Pasquetta, sono costretti a passare ore e ore in fila. Ed è proprio in questi casi che si consuma di più. Di sicuro consumeremo di più. Il prezzo medio alla pompa in Sicilia è ancora tra i più alti, 2,13 € per il gasolio, 1,80 € per la benzina. Palazzo Chigi intanto ha rinnovato il taglio delle accise fino al 1° maggio, una misura che costerà allo Stato $500 miliardi, ma che, secondo molti, non basta. Hanno aumentato il prezzo del gasolio perché comunque la maggior parte delle auto che circolano in Italia sono tutte a gasolio. Come ora è tutto sbagliato. Prima di mettersi alla guida meglio pensarci 2 volte. E poi c'è chi come lui preferisce la bici, non si inquina e soprattutto si risparmia. E allora apriamo quest'ampia pagina dedicata proprio alla Pasquetta. Partiamo da Palermo, che diventa la capitale del turismo in Sicilia e non solo, tutto esaurito in alberghi e B&B e tantissimi turisti in giro per la città, e poi non poteva mancare una grande affluenza anche a Mondello con questa splendida giornata di sole. Marco Gulla. Palermo è stata tra le mete predilette per le vacanze di Pasqua. Lo vediamo anche da queste immagini. Vie del centro affollate, turisti sia italiani che stranieri in giro per la città. Sold out sia ieri che oggi a Pasquetta. Palermo ormai è stabilmente dentro le rotte globali del turismo. Ora, noi non parliamo più soltanto di una destinazione stagionale. Palermo sta diventando una città che si sceglie tutto l'anno per la sua identità e per la sua offerta culturale, oltre che per la sua autenticità. Considerata la giornata prettamente primaverile, in molti hanno deciso di trascorrere la Pasquetta in spiaggia. Siamo a Mondello, un assaggio di estate. La Pasquetta più bella del mondo è proprio qua, in spiaggia a Mondello. Ci godiamo questa bellissima giornata oggi in compagnia di amici, sport e poi ovviamente di un pranzo con la grigliata e tutto. Il mare è bellissimo, peccato un po' per la pulizia della spiaggia. Fredda ma bellissima, caraibica, trasparente, sembra una piscina. Si deve assolutamente venire qua per vedere questo paradiso. Palermo ha già numeri importanti anche per le prossime vacanze di primavera, ovvero per i ponti del 25 aprile e 1° maggio. Non solo Pasquetta sulla spiaggia, ma anche Pasquetta sulla neve per tanti che hanno scelto di andare sull'Etna innevato prima della chiusura della stagione sciistica. Luca Ciliberti. Pasquetta sulla neve e sugli sci. Primo giorno di sole e temperature primaverili in città, ma le recenti nevicate dell'ultima settimana e il clima più rigido rispetto alle medie stagionali hanno spinto gli appassionati sull'Etna per godere degli ultimi giorni di neve e allo stesso tempo hanno indotto la società di gestione degli ski lift di Piano Provenzano, versante nord del vulcano, a prolungare la stagione sciistica che sarebbe dovuta finire domani, ma invece durerà fino a domenica 12 aprile. Una proroga attesa e richiesta da tanti appassionati. E la concomitanza delle festività pasquali non ha fatto altro che rendere più attrattivo il vulcano più alto d'Europa, non solo per gli amanti degli sport sulla neve, ma anche per chi vuole trascorrere una giornata diversa dalla solita gita in campagna o fuori porta. Piste imbiancate, fondo compatto e spesso e impianti a regime. Così la classica grigliata di Pasquetta si trasforma in picnic ad alta quota, con tanto di gatto bar, un gatto delle nevi trasformato in bar ristoro per sciatori. Per gli appassionati un'altra buona notizia, perché resta confermato per martedì 7 aprile l'Open Day, data in cui non sarà necessario acquistare lo ski pass e si potrà accedere gratuitamente agli impianti. Una iniziativa che, come da tradizione, avrebbe dovuto chiudere la stagione, in molti infatti si sono già organizzati per tempo e per non perdere l'appuntamento. Facile prevedere che anche il 7 aprile Etna Nord sarà presa d'assalto per tutta la giornata. Non esiste al mondo, infatti, un luogo dove si scia ammirando il mare di fronte. Adesso ci spostiamo a Ragusa, dove la maggior parte dei nostri intervistati ha scelto il mare o la campagna con amici e parenti. Veronica Barbarino.
Musica improvvisata in piazza, bambini che giocano all'aria aperta, è un momento di relax per tutti. Si respira aria di primavera a Ragusa. Il lunedì dell'Angelo, ma Pasquetta per tutti, è l'occasione per staccare dalla routine approfittando del primo caldo sole. Andremo a fare una passeggiata, poi andremo in campagna da amici, passeremo la giornata là. Grande classico, quindi arrostita con gli amici, si mangia come se non avessimo mangiato da tanto, si beve nei limiti moderati e basta, in compagnia. L'importante è condividere il tempo con amici e familiari o magari approfittare del bel tempo per una gita in moto o un pranzo vista mare. Per Pasquetta si tira fuori la moto? Certamente, per Pasquetta, per Pasqua e sempre. E dove andrai oggi? Oggi è un giro lungo la costa, niente di speciale. Vedendo il bel tempo ne approfittiamo con gli amici, così andiamo in un ristorante fronte mare e ci guidiamo una bella giornata. Tra sole, convivialità e voglia di stare insieme, la Pasquetta si conferma uno dei riti più amati della primavera. E adesso la cronaca, purtroppo in questi giorni di festa non solo momenti piacevoli e spensierati, ma c'è stato un naufragio, il naufragio appunto di Pasqua con 80 dispersi, è la terza tragedia negli ultimi giorni, appunto tragedia del mare. La comunità di Sant'Egidio lancia un appello: servono corridoi umanitari o sarà un'estate drammatica. Maglio viola. Riprendere con forza e impegno e intensificare ulteriormente le operazioni di ricerca e salvataggio dei migranti, dar vita a nuovi corridoi umanitari e al tempo stesso a canali di ingresso regolari in Italia per motivi di lavoro. È un appello su 3 fronti, quello che parte dalla comunità di Sant'Egidio, ma sposato da una decina di associazioni all'indomani dell'ennesima tragedia del mare. Nella notte di Pasqua si stima che siano 70 le nuove vittime del naufragio di un barcone. È stato possibile salvarne solo 32 e recuperare 2 cadaveri. Vittime che si aggiungono alle 19 di qualche giorno prima a 85 miglia al largo di Lampedusa e al naufragio nell'Egeo. L'intervento della Guardia Costiera italiana è avvenuto in area SAR libica. 110 le persone a bordo di una barca partita proprio dalla Libia, esattamente da Tripoli, un barchino di 15 metri. È il secondo salvataggio italiano in acque libiche in pochi giorni, a dimostrazione del fatto che gli accordi con la Libia non funzionano più. Con l'arrivo del bel tempo i viaggi della speranza partono in massa e bisogna affrontarli o sarà una strage senza fine. La comunità di Sant'Egidio ribadisce l'esigenza di corridoi umanitari, un sistema che in 10 anni, racconta, ha permesso di inserire nella società italiana 8.500 persone, un esempio che adesso dovrebbe prendere in esame anche l'Europa per seguire quanto fatto in Italia. La Procura di Termini Imerese ha chiesto il rinvio a giudizio di un giovane di 25 anni accusato di stalking nei confronti di una giovane di 19 anni alla quale ha provocato forti stati d'ansia e il timore di essere uccisa. Il giovane l'ha minacciata dicendo che se fosse andata con altri ragazzi avrebbe fatto la fine di Roberta Siragusa, la donna di Caccamo vittima di femminicidio nel 2021. Ancora un crollo a San Leone, frazione di Agrigento, il mare avanza e porta via un altro pezzo di costa. Dall'alto le immagini del drone mostrano un'erosione ormai senza tregua. Davide Sardo. Ancora un crollo, ancora un pezzo di costa che scompare. A San Leone il mare avanza senza tregua e colpisce ancora con forza. Le immagini dall'alto, riprese con il drone, evidenziano in modo chiaro l'erosione. La linea di costa arretra, la spiaggia si assottiglia e le strutture diventano sempre più vulnerabili. A cedere è stata la recinzione dell'ex stabilimento militare, travolta dalle onde e finita in acqua insieme alla barriera di protezione, ai ferri e ai blocchi di tufo che delimitavano l'area. Una scena che testimonia ancora una volta la fragilità di un litorale sempre più esposto. A lanciare l'allarme è l'associazione ambientalista Mare Amico, che parla apertamente di emergenza. Negli ultimi mesi il mare ha eroso metri di spiaggia, mettendo sotto pressione strutture e infrastrutture lungo uno dei tratti più frequentati della costa agrigentina. Il crollo della barriera segna un nuovo passo indietro nella difesa del territorio. Senza interventi concreti, il rischio è che le mareggiate continuino a colpire con maggiore intensità, cancellando altri tratti di costa. E l'avvertimento è chiaro: un altro disastro, denuncia Mare Amico. Il mare non si ferma e San Leone continua a pagare il prezzo di un fenomeno sempre più evidente anno dopo anno.
Una rete scolastica per l'intelligenza artificiale. Parte il progetto che raccoglie già 200 istituti scolastici in tutta la Sicilia e che vede Google Educational pronta a investire risorse e competenze. Orazio Longo. Da insidia ad alleato, con questo spirito è stata presentata la rete IA, che sta per Intelligenza Artificiale Sicilia, con l'adesione di oltre 200 scuole dell'isola. Si ispira al modello della rete bresciana fondata da Alessandro Di Maria e punta a diventare un polo nazionale su cui la stessa Google è pronta a investire, come ha spiegato Marco Berardinelli, direttore educational di Google Italia. Il concetto di rete è un concetto fondamentale, molto importante, proprio perché le scuole riescono ad aggregarsi e ad accedere all'intelligenza artificiale, come in questo caso, e quindi a fruire di intelligenza artificiale che, come sapete, porta dei benefici incredibili sia per i docenti sia per gli studenti. Scuola capofila all'Istituto Superiore Fazello di Sciacca. Le singole scuole nell'affrontare questo problema si troverebbero con poche risorse, poco supporto, e allora ho pensato allo strumento della rete che è previsto dalle normative nazionali per fare in modo di fare una massa critica che possa supportare ad aiutare i singoli dirigenti scolastici su tante sfide che l'intelligenza artificiale comporta. Un progetto dal respiro triennale presentato a Catania alla scuola Marconi. L'intelligenza artificiale oggi più che mai rappresenta una sfida alla quale non è possibile, tra virgolette, sfuggire nel senso buono, però è anche fondamentale che una scuola, proprio per il senso di responsabilità del ruolo che ha, quello che abitui gli studenti a utilizzare l'intelligenza artificiale facendone uno strumento di supporto piuttosto che un sostituto dell'intelligenza umana. La Regione interverrà con risorse proprie, ha detto l'assessore regionale all'istruzione Turano, per supportare quegli istituti che dovessero rimanere fuori dai finanziamenti ministeriali, garantendo a tutti l'accesso a software e competenze formative. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio. Pasquetta in campo per il Catania, che però con il Picerno perde la sua prima sfida casalinga di tutta la stagione. Lo scopriamo tra poco, vi aspetto. Ancora ben trovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio, la Serie C, il Catania oggi in campo contro il Picerno, però perde la prima partita casalinga della stagione. Dopo il vantaggio di D'Ausilio, i rossazzurri vengono superati dai lucani che segnano con Abreu e con Bianchi. C'era per noi al Massimino Marco Carli. Il fortino non c'è più, il Catania incappa nella prima sconfitta interna della stagione e subisce il terzo gol al Massimino in 2 partite. Il Picerno fa il colpaccio e rende magro il rollino di marcia di Viali dopo 3 gare. Una vittoria, un pari e una sconfitta. I rossazzurri ripartono anche in alcune scelte dai 3 punti del Francioni e provano a replicare anche lo stesso gol. Miceli lancia per Bruzzaniti che salta Gemignani e tira trovando la risposta in angolo di Marcone. Al quarto d'ora arriva il vantaggio, Lunetta conquista palla dopo un errore di Del Fabbro, poi smista in mezzo dove arriva D'Ausilio che spiazza Marcone, 1-0 e quarto gol per l'ex Avellino. I rossazzurri nei primi minuti disegnano anche buone trame. Il Picerno però punisce gli etnei inclini agli errori dietro. Miceli fa scappare Pugliese, cross e colpo di testa di Abreu che anticipa Carnielutti e sigla il 10° centro stagionale. Il Catania subisce il colpo e i lucani vanno in vantaggio. Punizione dal limite di Franco che costringe Dini alla respinta. Sulla ribattuta però i difensori si fanno sorprendere un'altra volta. Bianchi di sinistro manda in rete. Nella ripresa non arrivano evidenti occasioni fino al 60° quando il cross di Bruzzaniti e la rifinitura di Lunetta aprono la strada alla conclusione di Casasola che supera il portiere ma trova la deviazione quasi sulla linea di Bellodi. Guaini, che ha fatto il suo ingresso in campo a metà ripresa, imbecca Casasola che serve Jimenez, dribbling e tiro sulla deviazione di Marcone. La palla carambola su Corbari e va fuori. Finisce così con i fischi del Massimino. Nel giorno della matematica promozione del Benevento il Catania vede riavvicinarsi il Cosenza. Il passo indietro non è solo nel risultato. In generale gli etnei hanno assimilato qualcosa nel gioco offensivo ma non segnano come vorrebbero e rischiano in difesa. Dati che insieme ad un calo mentale visto oggi dopo l'1-2 del Picerno preoccupano nella corsa alla conferma del secondo posto e in vista dei playoff. E sentiamo le parole del tecnico rossazzurro William Viali dopo questa sconfitta in casa. È chiaro che il risultato è negativo, volevamo
al contrario a fare una gran partita, a cercare di fare una vittoria davanti ai nostri tifosi, quindi questo sicuramente sporca un pochino l'analisi a caldo, anche la mia chiaramente, perché dà fastidio perdere una partita casalinga davanti al nostro pubblico. Razionalmente devo dirti che forse per quanto riguarda lo sviluppo, la costruzione del gioco, probabilmente la migliore partita che abbiamo fatto, parlo soprattutto del primo tempo. La squadra oggi si è fatta un po' condizionare dopo il pari. Sono venuto qui per cercare di costruire qualcosa di diverso, per arrivare agli spareggi con grande convinzione, grande qualità. I ragazzi stanno lavorando molto bene, quindi sono assolutamente soddisfatto del lavoro che stiamo facendo. È chiaro che il risultato rompe le scatole, cioè non bisogna essere logici nelle analisi, ma chiaramente abbiamo le idee molto chiare per quanto riguarda il futuro. In Serie B invece vittoria casalinga nel giorno di Pasqua per il Palermo, che ha battuto l'Avellino 2-0 e resta in scia promozione. Palumbo e Ranocchia firmano il successo al Barbera. Marco Gulla. Dentro l'uovo 3 punti e la speranza di poter inseguire ancora il sogno della promozione diretta. Il Palermo al Barbera fa felici i tifosi nel giorno di Pasqua, 2-0 all'Avellino e Rosanero che rispondono alla vittoria del Frosinone sul Padova. La Serie A, senza passare dai playoff, dista 4 punti, ma il Palermo venerdì avrà l'occasione di poter accorciare, visto che ci sarà lo scontro diretto a Frosinone. Siciliani che ieri hanno comunque gestito al meglio le forze, l'Avellino è stato avvisato subito delle intenzioni rosanero con il gol di Palumbo in ripartenza letale. Con questo tiro a giro è 1-0. La gara è in discesa, ma la squadra di Inzaghi ha difficoltà nel creare altre occasioni degne di nota. Izzo però complica i piani della sua squadra facendosi espellere, doppio giallo. Il Palermo riprende il timone e nel finale di tempo sfiora la rete del 2-0 con Poyampalo che non arriva per un soffio. Ripresa, copione che non cambia, si fa male Joronen, al suo posto entra Gomis. Le condizioni del finlandese saranno da valutare nei prossimi giorni. Segna Leduaron, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Il VAR conferma dopo 2 minuti. All'83esimo raddoppio rosanero, azione da manuale della banda di Inzaghi, poi Ampalo fa assist per Ranocchia che mette in porta. 2-0, gara chiusa e altri 3 punti d'oro per i siciliani, sempre quarti in classifica ma speranzosi di poter accorciare verso le prime della classe. Ci tenevamo a ripartire bene davanti al nostro pubblico, sapevamo che oggi c'erano quasi 30.000 persone, per cui li ringraziamo. Penso che li abbiamo fatto passare una bella Pasqua, a loro, al presidente Mattarella. Sono contento per la società e per questi giocatori che comunque nelle ultime partite in casa diamo con una continuità incredibile ai nostri risultati e questo è il passo giusto. Ecco. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Una notizia che riguarda Catania a partire dalle prime ore notturne di domani, martedì 7 aprile, e in prosecuzione nella mattinata della stessa giornata saranno effettuati i lavori di rifacimento del manto stradale della sopraelevata carreggiata nord dell'asse dei servizi. Gli interventi interesseranno in particolare il tratto compreso tra la rotatoria del Faro Biscari in direzione aeroporto per un'estensione superiore a 1 chilometro. Le attività si svolgeranno in continuità tra le ore notturne e quelle mattutine per più giorni consecutivi. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, a tutti voi una buona serata e una buona Pasquetta.